Se non si comunica è come se non si esistesse. È con questa convinzione che oggi a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, è stato presentato il progetto di sviluppo e ammodernamento del sistema informatico dell'Assemblea legislativa. Non il semplice restauro di un sito che c'è già e che funziona, ma una vera e propria piattaforma multimediale che verrà realizzata nei prossimi 2 anni con questi obiettivi. Serve soprattutto per aprire il Consiglio regionale ai cittadini e cittadini veneti. Un sistema moderno che permette ai cittadini di controllare in diretta ciò che il Consiglio regionale sta facendo, i progetti, i programmi, le leggi e anche interagire, che credo questo sia un salto molto importante da un punto di vista della partecipazione. Già da tempo fa abbiamo inaugurato i Democracy, ma con questo sistema riusciamo ad allargare la capacità di partecipazione da parte dei cittadini in maniera completa. Il progetto dal costo di 7,5 milioni di euro è affidato con gara d'appalto alla Vitrociset, un'azienda internazionale specializzata nella logistica, anche in campo spaziale, è destinato a produrre una vera e propria rivoluzione tecnologica. Noi crediamo che comporti addirittura una riduzione di spesa poi alla lunga, nel senso che eliminando il cartaceo, migliorando l'efficienza, la qualità dei rapporti, possa essere effettivamente un investimento produttivo. Insomma, un risparmio economico che la prossima legislatura si troverà in regalo, ma soprattutto uno strumento in più nelle mani dei cittadini per seguire i lavori del Consiglio e prendere parte alle scelte che li riguardano da vicino. Oggi siamo a quota 900.000 accessi all'anno ed è una proiezione che vede crescere esponenzialmente questo tipo di numero. Il fatto che il sito sia, come dire, più amichevole, si usa questa espressione, cioè nel senso che aiuti di più chi si collega, in qualche maniera aumenta appunto il ruolo del cittadino, il suo potere, la sua anche indicazione sulle soluzioni che il Consiglio andrà ad assumere.